3 milioni dalla Regione per la sistemazione dei versanti della strada provinciale 251 nel tratto che collega il comune di Longarone e Val di Zoldo, al fine di conseguire una riduzione del rischio idrogeologico. Il finanziamento e le opere interessate sono il risultato di un accordo che la Regione del Veneto ha siglato con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Grazie a un accordo che abbiamo fatto con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale siamo riusciti a reperire 3 milioni di euro che abbiamo pensato di mettere a disposizione del territorio bellunese, in modo particolare a protezione della strada provinciale 251, che è la strada che collega Longarone a Val di Zoldo. I dissesti registrati lungo la strada provinciale 251 evidenziavano un considerevole aumento della frequenza dovuto al deterioramento delle opere esistenti, nonché a una progressiva evoluzione dei versanti che risultano sempre più instabili e fragili. Era necessario metterla in sicurezza attraverso la realizzazione di paramassi, paravalanghe e protezioni di vario tipo. Quindi questi 3 milioni di euro vengono destinati a quell'asse stradale particolarmente delicato, e io credo che sia un ulteriore segnale da parte della Regione di grande supporto rispetto al territorio bellunese.